saluto tutti gli iscritti al master e tutti i colleghi presenti, grazie anche Gabriele per la tua disponibilità e gentilezza, insomma, che come al solito ti contraddistingue. Ringrazio fin da subito i nostri illustri ospiti e colleghi, in modo virtuale la professoressa Nadia Urbinati e il professor Mauro Barberis per aver accettato il nostro invito. Ma ci tengo a dire fin da subito che il merito di questo seminario Populismo 2.0 è di Gabriele Giacomini, non voglio prendermi i meriti che non ho. Naturalmente quando mi ha parlato di questa sua idea l'ho accolta con grande entusiasmo, quindi grazie Gabriele per aver organizzato questo incontro. Ho fatto per 15 anni l'imprenditore, dopo aver fatto l'editore per tanti anni, ho creato con Pier della Vigna una piccola casa editrice, piccola ma significativa, almeno nell'ambito della filosofia delle scienze umane, che si chiama Mimesis, e lo dico perché da ex imprenditore conosco molto bene la capacità degli studenti di filosofia di inserirsi non solo all'interno della scuola, ma anche all'interno delle aziende. Ad esempio in Mimesis l'80% degli attuali assunti tutti possiedono una laurea in filosofia. Quindi il digitale rappresenta certamente una sfida, ma anche un'occasione per gli umanisti per trovare un ruolo all'interno del mondo dell'impresa. Questa è anche una sfida per questo master, ossia quella di interpretare e inquadrare una nuova figura professionale. Sono contento quindi di vedere realizzato questo master al mio primo anno nel mondo accademico, un master unico nel suo genere, mi risulta essere il primo master in filosofia del digitale in Italia. Progetto che almeno in parte ci ha anche consentito di rilanciare il ruolo della filosofia qui a Udine. Sono felice che ci sia qui con me l'amico e collega Andrea Zannini, che come direttore del mio dipartimento ha sostenuto e appoggiato fin dall'inizio questo progetto assieme all'ex rettore Alberto Felice De Toni. Ci troviamo ora nel terzo modulo del master, dopo aver affrontato il modulo filosofico, dopo aver affrontato il tema delle neuroscienze, ci stiamo occupando ora degli strumenti del digitale, big data, blockchain, intelligenza artificiale e molti altri temi, per poi chiudere con l'ultimo modulo legato alla comunicazione e al marketing. Mi lascio la parola al direttore del mio Dipartimento di Studi Umanistici, Andrea Zannini. Ringrazio ancora una volta i nostri due ospiti, Mauro Barberis e Nadia Urbinati. Peraltro, per chi come me si è formato su Bobbio, Rosselli e sul socialismo liberale, non posso che essere particolarmente felice di ospitare l'intervento di Nadia Urbinati, che è un'autorità in questo e naturalmente in altri ambiti. Andrea, lascio la parola a te. Buonasera a tutti, benvenuti a questo interessantissimo, almeno così si presenta, seminario questa sera. Complimenti a Luca Taddio che ha spiegato come è nato un po' questo master, che dal secondo anno peraltro cambierà sottotitolo, si chiamerà, correggimi Luca, Master Filosofia del Digitale, Governare il Futuro. Sì. Quindi con un tempismo, con un timing eccezionale sei riuscito a mettere esattamente a fuoco una delle tematiche che sta venendo fuori in questa difficilissima crisi. Naturalmente do il benvenuto e ringrazio per la loro disponibilità il professor Mauro Barberis e la professoressa Nadia Urbinati, che sono due ospiti assolutamente eccezionali che siamo contenti di presentare all'interno di questo master, con un tema Populismo 2.0, una sfida per la democrazia liberale, che ha assolutamente ha acquisito una rilevanza quasi inaspettata alla luce di quello che sta accadendo in queste settimane. Vorrei solo dire due parole di presentazione. Le dico da storico, quindi le dico da persona che forse per mestiere deve essere un po' cinico, no? Io non ho una grande fiducia nel fatto, come si sente dire sui giornali o per le televisioni, che questa crisi cambierà la nostra visione, che ne so, delle diseguaglianze o del rapporto con l'economia o della globalizzazione.
per esperienza storica so che questo tipo di crisi più che altro generano un grande desiderio di dimenticare il passato. Se c'è una cosa però in cui credo che conterà questa crisi è un po' il nostro rapporto col digitale, con internet, con la democrazia del digitale, soprattutto dal punto di vista di quel tema che ormai è diventato un tema classico di discussione non solo politologica, che è il tema della disintermediazione. No, eravamo in una sorta di piano inclinato verso il credere che tutta una serie di figure intermedie fossero superflue. Si poteva fare a meno dei medici perché bastava mettere in qualche motore di ricerca i sintomi e ti veniva fuori la patologia. Si poteva fare a meno dell'insegnante perché bastava rivolgersi alle agenzie di formazione, come le chiamano in maniera gergale i pedagogisti. Si pensava che tutto sommato anche nella politica l'esecutivo fosse in qualche il ruolo esecutivo, la capacità decisionale fosse assumibile in forme diverse, no? Qualcosa che esasperava il vecchio pensiero liberale per cui c'è sempre una soluzione che garantisce il meglio per il maggior numero delle persone. Ecco, verso forme anche abbastanza caricaturali di democrazia diretta, e poi ci siamo accorti che nei momenti difficili, cioè nella cosiddetta emergenza, in realtà è impossibile disintermediare, ci vuole qualcuno che si assuma le responsabilità. Adesso c'è questo discorso sul ruolo fra i tecnici, gli scienziati e la politica, che in realtà è un aspetto molto interessante, soprattutto nell'anno in cui è mancato un po' il teorico della tecnocrazia, no? Professor Severino, il teorico del pensiero sulla tecnocrazia. Ecco, io credo che questo sia un aspetto che rimarrà più di altri di questa crisi. Temo che per esempio sotto il profilo dei rapporti economici e sociali cambierà poco, però credo che ci abbia dato una sveglia sul nostro rapporto anche individuale col digitale, sul nostro rapporto sulle relazioni sociali, anche sulle relazioni personali e il digitale. E naturalmente il grande tema politico dell'Europa, che io non riesco a separare, il termine populismo, non riesco a separarlo, sarà perché insegno storia dell'Europa, non riesco a separarlo. Credo che stia arrivando la professoressa. Sì, credo, non riesco a separarlo. Buonasera professoressa. Buonasera. Non riesco a separarlo dal tema della politica europea e della politica internazionale. E quindi con un tempismo da commedia di Feydeau scompaio quando compare la professoressa Nadia Urbinati, che ringrazio ancora una volta assieme al professor Mauro Barberis per aver dato la loro disponibilità a partecipare a questo importante seminario, e credo di dover passare la parola a Gabriele Giacomini. Eccolo. Grazie, non la vedo bene ma va bene. Buonasera a tutti, ecco, grazie, ci siamo tutti finalmente. Allora, oggi abbiamo con noi appunto in questo seminario la professoressa Nadia Urbinati e il professor Mauro Barberis. Presentiamo i loro due libri. Inizierei appunto con la professoressa Urbinati, che è docente di teoria politica all'Università Columbia di New York, e appunto a lei vorrei chiedere non una definizione di populismo, perché lei anche nell'ultimo articolo che ha pubblicato poco fa proprio su Micromega spiega che appunto dire che cos'è il populismo è assai difficile, però le vorrei chiedere, se possibile, di spiegarci qual è un po' la novità del populismo attuale, cioè del populismo che si affaccia nelle democrazie di lungo corso, perché appunto di degenerazione di democrazia se ne parla da molto, già da Aristotele, già dai classici. Abbiamo avuto anche esperienze di populismo, ad esempio nell'America Latina in passato. Ecco, ora il populismo che si affaccia
si affaccia nelle democrazie liberali costituzionali. Che tipo di populismo è? È compatibile con appunto le democrazie liberali oppure rischia di sfigurarle? Lascerei una ventina di minuti, poi passerei la parola a Barberis e farei un secondo giro, se abbiamo il tempo poi concluderei con le domande. Allora, grazie innanzitutto e scusate per i pasticci organizzativi. Dunque, non è che la definizione di populismo, contrariamente alla definizione di democrazia, è problematica perché, contrariamente alla democrazia, il populismo non ha una sua autonomia come sistema o come regime. È come un parassita, siamo nel virus, nell'età del virus, è come un parassita che si appoggia o succhia le energie, e cioè usa le istituzioni e le procedure di un'esistente realtà che si chiama democrazia. Non ogni democrazia o tutta la democrazia, bensì rappresentativa. È molto importante questo, lei ha menzionato Aristotele, ma noi non possiamo usare un'idea di democrazia diretta o senza rappresentanza, perché il populismo è una forma di lotta per, competizione per... Non so dove, hai capito? Ma mi sentite? Sì, mi sentiamo. Io sento tante voci che vanno... Qualcuno deve spegnere al microfono. Se le persone non spengono il loro audio, io le sento, e quindi sento molte voci in sottofondo di altre persone. Comunque bene, quindi noi dobbiamo sempre riferire il populismo a una speciale forma di democrazia che è quella rappresentativa, cioè una democrazia che partecipa, che si basa sulle elezioni, che compete per una visione rappresentativa del popolo, e in genere questa competizione nelle democrazie nostre è l'esito di un pluralismo di partiti, e in questa situazione dobbiamo noi, diciamo così, applicare, contestualizzare il populismo. Primo punto. Secondo punto, il populismo è una forma interna alla democrazia, non è una non democrazia, non è una uscita dalla democrazia, non ancora, è una forma di democrazia, poi vedremo come, che mette in evidenza, io uso la parola sfigurare in relazione ad alcune procedure che sono standard per la democrazia, le sfiguro in questa maniera, cioè tutte le caratteristiche della democrazia vengono in qualche modo usate, manipolate in vista di cosa? In vista di esaltare una maggioranza, non semplicemente il principio di maggioranza o la regola di maggioranza, ma una maggioranza politica in questo caso e il proprio leader. Per fare che cosa? Per giungere ovviamente al potere, quindi al governo, e facendo questo creando le condizioni per una democrazia estremamente concentrata sul potere e sugli interessi della maggioranza, qualche volta in una maniera che umilia le opposizioni, senza eliminare tuttavia la loro presenza. Per cui non possiamo considerare il populismo una forma di tirannia o una forma di dittatura, perché sta ancora all'interno di questi limiti, ovvero non abolisce le elezioni, non abolisce la competizione elettorale, ma rende le elezioni e la competizione elettorale strumenti per esaltare cosa? Quello che un leader populista o un movimento populista definiscono essere come il popolo, contrariamente a ciò che popolo non è. Può essere una establishment, generalmente l'attacco contro l'establishment partitico è molto forte nei partiti, nei movimenti populisti in aspirazione di potere, e che ritengono che, siccome la democrazia è il governo del popolo, e siccome il popolo è la maggioranza, ma non tutta la comunità, è la maggioranza che espunge una parte, quella che il popolo non è, e quindi si prende, diciamo, la legittimità di poter dire, di usare il potere per la parte migliore, cioè quella democratica, cioè il popolo, cioè la maggioranza
la larga maggioranza del popolo. Ora, il populismo storicamente ha avuto anche altre manifestazioni, dall'Ottocento in poi, in Russia o negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti è la forma veramente più democratica dal basso, che nasce nel 1892 con un vero e proprio partito del popolo, e che contestava allora l'uso e la strumentalità, diciamo, delle istituzioni democratiche, o in quel caso repubblicane, da parte di una minoranza. Allora non c'era ancora il suffragio, diciamo, universale, le donne arrivarono qualche anno dopo il 1892 al suffragio. Insomma, è un'affermazione di popolo come una unità che, proprio perché è questa unità di popolo fatto di cittadini comuni, ha il diritto di usare lo Stato per sé. Quindi c'è questo aspetto, secondo me, che si manifesta in tutte le forme di populismo al potere, che io chiamo di faziosità, cioè l'uso delle istituzioni e delle norme e delle procedure per servire quella parte che è ritenuta essere quella buona, cioè quella che un leader, in questo caso il ruolo del leader è molto importante, un leader che si presenta come la bocca del popolo o la faccia che dà quel popolo interpreta. Lei ha menzionato nella sua introduzione l'America Latina. L'America Latina ha sperimentato per primo un governo populista, non semplicemente un movimento o un partito, un governo populista che, nato dopo la Seconda Guerra Mondiale con Juan Carlos Perón, si è presentato come alternativo sia ai fascismi che alle forme tiranniche, ma anche alla, come chiamava Perón, democrazia liberale, dicendo di rappresentare la vera sostanziale democrazia, quella che non era limitata nei propri poteri nel nome di diritti individuali civili o nel nome di una autonomia delle istituzioni come la giustizia, per esempio, ma invece che facesse proprio l'interesse del popolo veramente detto democratico. E l'aspirazione di Perón fu quella di presentare il sistema populista come alternativo alle forme dittatoriali. Dopo il primo colpo di Stato, in effetti, si presentò con una grandissima compagine elettorale, e da quel momento il populismo diventa il nome di una forma di democrazia elettorale rappresentativa, quindi, che però considera il pluralismo dei partiti, lo spezzettare il popolo in tanti partiti non come un segno positivo di dialettica, ma come un segno di debolezza dell'unità del popolo. Quindi invece di loro, almeno nella tradizione peronista, considerando questo pluralismo un espediente per indebolire in realtà la volontà popolare. Queste caratteristiche che ho cercato di chiarire in questo volume ci fanno parlare del populismo come una forma estrema, diciamo, di democrazia, ma ancora di democrazia, e che è caratterizzata da una specificità, che è questa: non è tanto democrazia diretta, ma è rappresentatività diretta, cioè c'è un leader che si presenta e vuole essere ed è come la volontà popolare in persona, che mette la sua voce, la sua parola, la sua persona, che dà con la sua persona la faccia a questo popolo. Dice Ernesto Lafrau nel suo libro sulla ragione populista: la caratteristica del populismo è di prendere il nome di un leader, di prendere il nome di un popolo, quindi diciamo chavismo, diciamo populismo, diciamo berlusconismo, diciamo salviniani, non lo so, i salvinisti, salviniani o comunque i leghisti. In questo caso è più complicato perché la Lega era nata prima di Salvini, trumpismo, a specificare cosa? Che il leader, primo, viene dall'esterno dell'elite e dall'esterno dell'establishment, non è parte dell'establishment e si presenta come il cavaliere del popolo, colui che dà il suo servizio
per far sì che finalmente il popolo abbandonato, dimenticato, escluso e non considerato torni ad essere al centro dello Stato, e a quel punto ha tutte le ragioni per usare lo Stato nell'interesse di quel popolo, quindi contro le minoranze se necessario, quindi per perseguire politiche di interesse nazionale o in questo caso di protezionismo, come nel caso di Trump o di altri populisti. Insomma, c'è questo assunto di unificazione nella figura del leader dell'intera compagine del popolo. Secondo la Clau, questa unificazione non è tanto olistica, cioè non è un tutto senza parti. Le parti ci sono le varie recriminazioni, le varie richieste, le varie rivendicazioni che nascono in una società e che non trovano rappresentanza nei partiti, che sono diventati ormai mainstream e partiti pigliatutto che mettono insieme tutto senza avere una loro specificità di attenzione alle condizioni delle popolazioni più ordinarie. Quindi invece il leader populista è capace di mettere insieme queste diverse rivendicazioni, trovando un filo conduttore che riesca ad unire. Il filo conduttore, secondo la Clau, è quello che propone la democrazia come il luogo dove questo popolo, il popolo degli ordinari cittadini, quelli che vivono del loro lavoro, quelli che non hanno una classe sociale d'appartenenza chiamata oligarchia, quelli che non hanno legami con l'establishment, questi sono quel popolo dimenticato o comunque non considerato che viene usato per sostenere partiti che poi fanno tutt'altro che considerare l'interesse popolare. Perché dobbiamo essere, diciamo così, attenti, scettici e non abbracciare queste visioni populiste? Perché nella foga di presentare l'interesse della larghissima maggioranza come l'interesse vero, e quindi che merita di avere un'attenzione strategica e esclusiva, noi vediamo entrare in crisi quelli che sono i capisaldi della democrazia costituzionale, non solo la divisione dei poteri e delle funzioni, ma soprattutto l'autonomia di alcune istituzioni di controllo, senza le quali chi controlla la maggioranza, chi controlla il governo populista, se non il consenso che viene dal pubblico. Cioè, quando il pubblico manifesta insoddisfazione, allora ciò significa che il leader populista deve rivedere le sue politiche e cambiare. Quindi l'audience, quindi l'opinione, il pubblico diventa davvero l'unico diciamo, attore di controllo che guida il leader, il quale è sempre attento ogni giorno a mantenere un permanente rapporto col pubblico per riuscire a capire se è e quanto sia ancora amato e per riuscire a consolidare la fede nel popolo. Quindi dice Barberis che ci sono degli spin doctor, certamente importantissimi, sono lo strumento che consente a questi leader populisti di mettere a segno importanti strategie di pubblicità o di rapporto col pubblico, rapporto con l'audience, per essere sempre attenti ad una comunicazione diretta. Questo è uno strumento molto importante, cruciale, ma la vera caratteristica che questo strumento va a creare e che noi vediamo e questa presenza continua del leader giorno e notte con una comunicazione diretta col pubblico, con i suoi cittadini, per cui i corpi intermedi si chiamano così, ovvero partiti, istituzioni, vengono ad essere irrilevanti. Ciò che conta è la popolazione in diretto contatto via Twitter o via Facebook o via altri media in diretto contatto col leader. Questo contatto diretto è questo che sancisce il controllo e la guida di attività del leader populista. E questo si potrebbe dire che il populismo
fa dell'audience, fa dell'opinione la vera e unica quasi sorgente di sovranità legittima, mentre toglie valore alle istituzioni definite da una Costituzione, che diventano o orpelli oppure vengono presi, trasformati, riformati, usati direttamente. Infatti i leader populisti, ha scritto Andrew Arato, tendono ad occupare lo spazio del potere costituente, perché tendono a cambiare le Costituzioni, non per abolire il sistema elettorale o le elezioni, non per eliminare le libertà, ma per rendere il potere populista capace di operare senza molti intoppi e senza molti controlli da parte di organismi autonomi e che non sono da lui controllati. Io per il momento mi fermerei qui. Grazie professoressa, è stata molto, molto chiara, direi di illustrarci quello che è il cardine del suo libro, appunto il titolo tradotto in italiano, il titolo del libro è Io e il popolo, come il populismo trasforma la democrazia, pubblicato appunto da Il Mulino. E appunto questo rapporto più o meno diretto fra io e il popolo può essere appunto, può realizzarsi anche forse in un certo senso, soprattutto grazie e attraverso le tecnologie digitali. E appunto giungiamo quindi al secondo libro che presentiamo oggi, che è il libro di Mauro Barberis, dal titolo forte Come Internet sta uccidendo la democrazia. La professoressa Urbinati è già entrata nel tema, ha già appunto parlato, introdotto il tema delle tecnologie digitali, quindi appunto chiederei al professor Barberis, a suo parere, qual è il ruolo di Internet, della cosiddetta rivoluzione digitale, appunto nel nuovo populismo, nel populismo che si sta affacciando nelle democrazie di lungo corso. Buonasera a tutti, grazie dell'invito, grazie a Nadia di esserci, è un anno che la inseguo. Che ci inseguiamo, direi. Per poter discutere con lei e con tutti voi, e per me l'occasione è talmente importante che più che parlarvi del mio libro vorrei criticare quello della Urbinati. Spero cioè che le cose che io sostengo si vedano meglio se, come dire, non contrapposte, perché in realtà le differenze che ci sono tra noi sono veramente roba da specialisti, ma se messe in opposizione a quello che lei ci ha detto sinora. Diciamo anzitutto che proveniamo dalla stessa storia. Taddeo ricordava che lei proviene da, in qualche modo dall'insegnamento di Bobbio, io di più. Io sono un filosofo analitico del diritto della scuola di Bobbio e le differenze tra noi, tra me e la professoressa Urbinati, dipendono forse anche da questa eredità, nel senso che entrambi veniamo dall'alveo di critica liberale e del liberalismo di sinistra italiano, nella sostanza, e quindi partiamo da posizioni abbastanza simili. Io però sono un filosofo analitico del diritto, mi piacciono le definizioni e comincerei proprio dalla definizione di populismo. Non so perché tra gli specialisti della materia è un luogo comune che il populismo sia difficilissimo da definire. In realtà, come ha mostrato anche Nadia in quello che ha detto, il populismo è semplicemente un discorso politico interno alla democrazia, su quello siamo completamente d'accordo, basato su 3 tesi fondamentali. Sulle prime 2 credo che siamo d'accordo, ma non siamo d'accordo solo noi, siamo d'accordo tutti gli studiosi del populismo.
La prima è l'appello al popolo. Il discorso populista si appella al popolo, intendendo però per popolo non quello che significa nel diritto costituzionale, cioè tutti i cittadini di un paese come tali sovrani, ma una parte del popolo. Indica con popolo quello che questa parola indica nel linguaggio comune: la massa, la folla, il popolino, come io dico nel mio libro, in particolare oggi il popolino del web. Secondo elemento di, credo, qualsiasi definizione di populismo circolante, è un discorso che oltre ad appellarsi al popolo, si appella contro qualcuno, cioè espelle dal popolo i nemici del popolo, le minoranze, l'establishment, le elite e via demonizzando. Sin qui, badate, credo che, salvo il fatto che io sono più bobbiano di Bobbio, almeno per le tecniche di definizione, credo che ci sia perfetto accordo tra noi. Dove cominciamo a differire è sul terzo punto, che credo sia veramente quello decisivo, come Nadia ha confermato anche stasera. Il terzo punto è infatti la rappresentanza diretta. Credo che questa sia un'espressione coniata da Nadia Urbinati, è un ossimoro che indica una relazione peculiare che si istituisce tra il popolo, diciamo, in questo senso generico e ordinario della parola, e i suoi, diciamo ora, per ora genericamente, i suoi rappresentanti politici. Un esempio di come Nadia concepisce la rappresentanza diretta è dato da una frase di Hugo Chavez, che cita nel suo libro. La frase è pronunciata durante uno dei suoi torrenziali discorsi televisivi alla nazione venezuelana. A un certo punto avrebbe detto: io non sono un individuo, sono il popolo. Solo il popolo può salvare il popolo e io sono lo strumento del popolo. Detto altrimenti, Nadia concepisce ancora il populismo odierno, quello che io chiamavo populismo digitale e che ora, seguendo Umberto Eco, chiamo populismo mediatico, come un modo che il popolo ha di rappresentarsi incorporandosi nel leader. L'idea di Nadia, un'idea molto tradizionale, molto novecentesca, è che il popolo populista si rappresenti, si raffiguri direttamente nel leader, e come ha detto Nadia anche stasera, attraverso questa incorporazione nel leader sia perennemente presente sulla scena politica, io aggiungo mediatica. Qual è infatti il problema? È che quando il popolo arriva al potere, quando il partito populista arriva al potere, tra l'altro un altro aspetto che accomuna la teoria dell'Urbinati con la mia è che tutti e due ci interessiamo soprattutto del populismo al potere, non del populismo di opposizione. Il pericolo che i populisti si trasformino in una nuova elite, si imborghesiscano come tutti quelli che arrivano al potere, è tale che la rappresentanza diretta serve appunto a
riannodare continuamente i fili con il popolo. Il leader è sempre presente sulla scena, il popolo lo può sempre controllare, il leader è onnipresente. Scatta un meccanismo che con un autore dal quale entrambi abbiamo preso qualcosa, Gerbaudo, si può chiamare iperliderismo. Ecco, sin qui siamo d'accordo, qui cominciano le differenze che io non so quanto tempo ho ancora, metterei radicalmente così. Tra l'altro queste cose che dico stasera le ho scritte in un saggio per teoria politica scritto con Gabriele Giacomini, che ho anche inviato a Nadia. Prima obiezione. La personalizzazione in un leader non è una caratteristica distintiva del populismo. Tutta la politica contemporanea è personalizzata. La personalizzazione è una specie di euristica cognitiva, come direbbero gli psicologi cognitivi, attraverso i quali il popolo, esso stesso frammentato, si unifica e comunica al resto della società. Tutti i partiti nell'età dei media sono personalizzati, perché questo è un'esigenza della comunicazione politica. Da questo punto di vista, la definizione di Urbinati in termini del populismo, in termini di rappresentanza diretta, io direi lo schiaccia sulla politica novecentesca, ne fa una prosecuzione non solo dei grandi totalitarismi del Novecento, ma anche della democrazia del pubblico alla Manin tardo novecentesca. Dove sta la differenza, a farla breve? È una differenza sottile. Per lei il cuore del populismo è il leader e i media sono solo uno strumento. Io inverto questa situazione. Le nostre teorie, cioè, usano gli stessi ingredienti, il leader e i media, ma per Nadia Urbinati la sostanza è rappresentata dai leader e i media sono solo uno strumento. Per me la sostanza del populismo che chiamavo digitale, che chiamo mediatico, sono i media stessi. Ossia le nostre teorie denotano, sempre per essere analitici, gli stessi fenomeni, ma li connotano diversamente. L'una tradizionalmente in termini di leader, l'altra, forse meno tradizionalmente, in termini di mediatizzazione. Nel lavoro che abbiamo scritto Gabriele e io, e che ho mandato all'Urbinati, distinguiamo anche i diversi partiti populisti. Io li distinguo in due categorie, di cui tra l'altro di una delle due la Urbinati si occupa nell'ultimo capitolo di Io, il popolo. Sono i partiti populisti digitali, come il Movimento 5 Stelle, nati sul web, e i partiti digitalizzati, ossia partiti che avevano come la Lega un radicamento territoriale e poi, come ha mostrato la Lega di Salvini nel periodo del governo
giallo-verde o giallo-blu, proprio attraverso un uso accorto dei media, proprio attraverso questa onnipresenza quotidiana del leader sui media, che realizza un cortocircuito tra media e istituzioni, riescono a gestire il potere. Ricordiamo che all'inizio della sua esperienza di governo la Lega, partito digitalizzato, aveva il 17% dei consensi e ne ebbe poi il 34% alle europee di quest'anno. La nostra teoria, dico nostra non per pluralia maestatis, ma perché credo che anche Gabriele la pensi così, per concludere, prende più sul serio i media. Guardate, tutti i media, voglio dire, anche il discorso sull'agorà greco era il medium che conoscevano gli antichi greci. Nella nostra teoria di Giacomini e mia, i media diventano da meri strumenti della comunicazione populista l'ambiente vitale comunicativo di un populismo di tipo nuovo, mediatico, esemplificato forse ancor meglio dai partiti digitalizzati come la Lega di Salvini, di cui la Urbinati non si occupa nel suo libro, che dai partiti digitali di cui invece si occupa nel suo libro. Grazie, spero di non aver sforato e proprio di qui forse possiamo cominciare a discutere. Ringrazio il professor Barberis, che come ricordo è professore di filosofia del diritto presso l'Università di Studi di Trieste. Ora appunto lascerei, direi di necessità, la replica alla professoressa Urbinati e appunto nel passarle la parola aggiungo sul tavolo un altro ingrediente. Appunto Mauro parlava di diversi ingredienti, l'ingrediente anche del contesto sociale, della crescente disuguaglianza. Direi soprattutto in tempi di Covid-19 ci si interroga su quanto il cambiamento sociale possa influire su discorsi populisti, incentivarli oppure inibirli. Appunto c'è il leader, ci sono i media, poi c'è forse anche un contesto sociale che è più o meno ricettivo rispetto al discorso populista. Forse anche questo è un tema a cui tengo particolarmente e di cui insomma mi farebbe piacere sentire il vostro parere. Grazie molto anche per questa ottima sintesi di similitudini e differenze. Dunque, alcune cose. Quando si dice che i teorici della politica o comunque anche gli scienziati sono più attenti, sono più, diciamo, coraggiosi con le definizioni, meno i teorici. Io ho in mente, ho usato come punto di riferimento, dicendo che era complicato e anche controproducente entrare in definizioni, un'osservazione molto pertinente di Isaiah Berlin, che nel 1967, poi nel 69 di fatto quando fu pubblicata, introducendo questo primo grosso convegno internazionale sul populismo globale, scrisse che attardarsi nella ricerca di una definizione soddisfacente era una perdita di tempo, perché nel populismo convergono tante di queste specificità, che sono alcune legate ad una storia di un paese, alla ethos ed allo stile, al linguaggio, e altre caratteristiche che sono più generali. E quindi, dice Berlin, ogni volta che si tenta di fare o di approdare ad una definizione si espone sempre, chi lo fa, ad una
lista enorme di obiezioni e alla fine si parla solo delle obiezioni e non si parla più di populismo. Quindi per evitare di appesantire il discorso, anche perché quello che ci serve è comprendere cosa sta avvenendo nelle società democratiche, cerchiamo di essere più attenti ai fenomeni come questi avvengono. Quindi questo libro che ho scritto volevo proprio essere questo, cioè cercare di comprendere la fenomenologia di questo populismo all'interno delle democrazie partitiche e rappresentative e costituzionali, le nostre, presumendo che ce n'erano altri, presumendo anche, qui vengo alla richiesta ultima, certo che c'è un contesto sociale, quindi nella conclusione cerco di dire queste cose, cioè io non mi occupo di questo, nessuno può far tutto, io non sono né un economista né una teorica delle società, quindi ciascuno faccia il proprio lavoro al meglio, però comprendo, mi rendo conto per generalizzazioni da esperienza e per un poco di conoscenza storica dei nostri paesi, che questi fenomeni, Margaret Canavan ne ha parlato benissimo, questi fenomeni di popolarizzazione, di populismo che emerge, sono l'esito di situazioni di grande disagio sociale che derivano da diversi elementi. Il disagio si manifesta nel fatto che le promesse che fa la democrazia di fare, da attribuire, assegnare a tutti i cittadini, quindi uguaglianza, un potere di partecipazione alla definizione tale dei problemi e alla loro risoluzione, e che questo succede in momenti rari, in effetti, per cui siamo sempre in condizioni di grande disagio, però in alcuni momenti questo disagio si accompagna ad altre caratteristiche, quindi non basta parlare di disuguaglianza sociale, il disagio sociale esiste nelle società moderne, ma accompagnato a che cosa? Accompagnato al fatto che non ci sono più sistemi di rappresentanza, di mediazione, come si diceva prima, capaci di tradurre il disagio in proposte, in risoluzioni, in contestazioni organizzate. Quindi il contesto sociale deve essere inteso in questa ricchezza: disagio sociale e mancanza di una voce o di una base o di una, diciamo, traduzione politica di questo disagio, perché la democrazia è un sistema politico di decisione nel nome di alcuni valori o principi, anzi, che valori che sono l'uguale libertà, eccetera. Vorrei solo quindi dire brevemente che non credo che ci sia poi tanta distanza tra le nostre letture, c'è una distanza di accento su alcuni aspetti, per esempio questo della mediazione. Mediazione come strumento, lui dice, io dico, e invece mediazione, Berberis, come sostanza. Mediazione in questo caso sono i media, però non è ogni mediazione, perché mediazione sono anche istituzioni, mediazione sono anche i partiti, però non è quel tipo di mediazione che interessa Berberis, ma uno in particolare, i nuovi media, cioè le tecnologie della comunicazione e della interconnessione che il digitale ha reso così diciamo preponderanti e anche economicamente facili, cioè quindi va molto di grande distribuzione. E come Gerbaudo fa la distinzione tra movimenti digitali e movimenti digitalizzati, quelli che nascono digitali, eccetera, eccetera. Su questo siamo tutto condivisi, io non posso non condividere, è un'analisi che condivido in pieno. Quello che mi chiedo è la domanda a cui la domanda che mi sono fatta nello scrivere il libro, che ancora mi faccio, è la ricchezza, una ricchezza che è difficile da riassumere brevemente della democrazia rappresentativa, a tal punto che può essere operata con partiti, può essere operata come avviene oggi, che i partiti sono quasi solo parlamentari, ma fuori non hanno più quella funzione di mediazione, che può essere operata direttamente da questi media, che poi come siano operati ancora non lo sappiamo, perché in effetti, leggendo Gerbaudo, uno ha l'impressione che questo orizzontalismo dei nuovi media digitali è un po' farlocco, perché quando poi devono costruire un'unità di rappresentanza per andare ad un'elezione, per vincere un'elezione, per entrare in Parlamento,
devono darsi una leadership più o meno forte, e infatti il caso di Podemos, che oggi anche definirlo populista ormai è fuori luogo, in quanto la trasformazione a partito normale l'ha fatta, però nasce come un partito digitale e però tutto legato alla figura di un leader. La caratteristica dei 5 Stelle è diversa, perché il leader che l'ha fondato rimane un leader, diciamo così, di riferimento morale, o se si vuole un pastore, però non dentro le istituzioni, per la ragione che sappiamo, non può esserne parte perché ha subito delle questioni legali, mi sembra, di processo penale, quindi lui non potrebbe nemmeno presentarsi. Però nessuno di questi movimenti, anche il più orizzontale, può fare a meno di una leadership. Ora, che questa leader sia fasullo o meno è irrilevante, ma è proprio quest'idea di competizione sulla rappresentazione che è importante, poiché è vero che la personalizzazione è in tutti i partiti, ma qui non si tratta di personalizzazione, qui si tratta di costruzione di una visione di popolo mediante una, diciamo così, una leadership profetica che lo costruisce questo popolo, lo costruisce proprio attraverso messaggi, rappresentanza di sé, parole, immagini, luoghi comuni, una orchestrata visione di inimicizia, di tentativi da parte dei nemici di fare e operare per, diciamo, far saltare il progetto populista. Insomma, c'è quest'idea permanente di un sottodiscorso che è sempre in agguato e che il leader in qualche modo deve ogni volta contestare per ristabilire la verità o per ristabilire le prerogative di questa sua leadership. In questo senso non tutti i partiti, benché siano personalizzanti, come dice Calise, la personalizzazione dei partiti, non tutti si comportano in questo modo. E anche, diciamo, questa permanente ideologia anti-establishment non appartiene a tutti i partiti, anche quando questi si personalizzano. La personalizzazione dei partiti l'abbiamo ben conosciuta dagli anni '80 in poi, ma non è avvenuta sempre in questa chiave populista. Quindi c'è un uso populista della personalizzazione e un uso dei partiti della personalizzazione, un poco diverso, direi. Per il resto, rimando voi la parola e vediamo di continuare questa conversazione. Grazie. Uno dei concetti, forse un concetto centrale, sicuramente uno dei più ricorrenti, è quello di mediazione. Appunto nel modello della professoressa Urbinati al centro c'è il leader e appunto i media sono uno strumento. Nell'idea invece che noi abbiamo, che io insieme a Mauro abbiamo cercato di esporre nel nostro ultimo articolo per teoria politica, i media sono appunto una sostanza che pungola la liderizzazione, che dà benzina alla liderizzazione. Però mi sembra che in entrambi i casi, vorrei un vostro parere a questo proposito, mi sembra che in entrambi i casi un mito di internet sia superato, che è quello della disintermediazione. Nei decenni precedenti, ma insomma anche molto recentemente, sia nel discorso pubblico normale, ma anche nell'ambito, ad esempio, della sociologia della comunicazione, il concetto di disintermediazione centrale. No, appunto c'è il politico che non passa più attraverso i giornali tradizionali ma che utilizza internet, come ad esempio fa Trump, no? Rivendicando ad esempio il fatto che lui non va alle cene con i giornalisti perché ne può fare a meno. Però appunto a me sembra che a vecchie intermediazioni se ne siano
sostituite delle nuove. E quindi mi sembra che forse a questo punto, più che di disintermediazione, bisogna parlare di neointermediazione, che forse il populismo è una delle forme con cui questa neointermediazione prende corpo. A chi si rivolge? Certo. Posso reintervenire? Certo, Mauro, è il tuo turno. No, ma non vorrei tanto parlare di questo, perché è un tuo cavallo di battaglia che io mi sono limitato a cavalcare. Vorrei riprendere la tua osservazione precedente relativa alle ragioni, diciamo così, economico-sociali del populismo. Nel mio libro dico essenzialmente due cose. Uno, che sino a oggi, sino a tempi recenti, il populismo era una sorta di eccezione della politica democratica, mentre dal 2016 abbiamo la sensazione che sia diventato la regola della politica democratica. La domanda allora diventa: perché? Che cosa è successo? E la mia risposta, semplificando molto, è che c'è stata la rivoluzione digitale e che la mediazione politica è passata sui media in forma di intrattenimento. Questa però è una, come dire, è una spiegazione semplicistica, evidentemente. In realtà nel mio libro, con lo schematismo che mi caratterizza, proprio bobbiano, io indico non meno di 4 ragioni della ondata populista: politiche, economiche, psicologiche e solo in ultima istanza mediatiche. Politiche, una crisi della democrazia, in particolare della democrazia parlamentare, che viene da lontano. Basterebbe vedere lo spettacolo, il brutto spettacolo del Parlamento italiano oggi, proprio in questa giornata, per rendersi conto di che cosa sto dicendo parlando di crisi della democrazia parlamentare. Seconda ragione: i populismi, in particolare continentali, vengono spesso chiamati anche sovranismi, perché sono una sorta di reazione ai guasti della globalizzazione neoliberista. C'è una ragione psicologica. Nel mio libro c'è anche una parte dedicata alla psicologia cognitiva. Le disuguaglianze innescate dalla globalizzazione determinano risentimento. È il risentimento la tipica emozione populista sfruttata dai leader populisti nella loro comunicazione. Solo ultima e in ultima istanza viene la componente mediatica, sulla quale confesso di avere insistito di più, semplicemente perché mi sembrava che negli studi sul populismo, anche nei migliori come quelli della Urbinati, non fosse valutata abbastanza. Ecco, qui io mi fermo, ma mi piacerebbe che questo nostro soliloquio a due venisse
utilmente integrato e provocato da domande di tutti gli altri partecipanti. Sì, certamente. Allora, innanzitutto appunto ringrazio il professor Barberis, la professoressa Urbinati per questi due primi giri molto, molto interessanti e chiedo al pubblico se ci sono delle domande come mi auspico, e intanto appunto ringrazio molto Luca Taddio, che è l'ideatore e il direttore del master, per appunto per essere stato fondamentale per la realizzazione, per permettere questo incontro, e ovviamente Andrea Zanini, entrambi ci stanno ancora seguendo, che appunto come direttore del Dipartimento è sempre molto molto sensibile alle nostre iniziative, e appunto lo ringraziamo di ciò. No, sono io che ringrazio te, Gabriele. Ma facciamo bene a sentire, vediamo se c'è qualcuno che vuole. Tanto saluto Nadia Urbinati, l'ho fatto prima virtualmente, diciamo così. E sentiamo se c'è qualcuno degli iscritti al master, dei partecipanti al master, che magari vuole porre qualche questione o domanda, come dicevi giustamente anche tu, raccogliamo qualche... Ovviamente potete anche scrivere sulla chat come facciamo spesso. Se appunto siete timidi, potete scrivere sulla chat e io posso poi girare le domande agli ospiti. Porto a tutti i saluti di Manuel Anselmi, che mi comunica che non è riuscito ad accedere, sempre il maledetto Teams ancora. Buonasera a tutti, posso rompere il ghiaccio io con le domande? Sì, prego. Può dire solo il suo nome, gentilmente. Sono Menghini. Volevo chiedere alla professoressa Urbinati, lei ha definito, o comunque non l'ha definito, però ha usato la parola parassita per descrivere il populismo. Si può vedere il populismo come un free rider della politica, cioè come il fenomeno del free riding, che consente per esempio al cittadino poco responsabile di prendere la metro senza pagare il biglietto, perché ce ne sono altri 99 che invece il biglietto lo pagano. Se tutti facessero così, crollerebbe il sistema del trasporto pubblico. Allo stesso modo il populismo può esistere solo e finché c'è chi invece la democrazia la vive rispettandola nelle sue istituzioni, senza cercare appunto di modificarle per renderle più adatte alla propria mission populista. Magari raccogliamo 2 o 3 interventi, se ce ne sono, prima di lasciare la parola alla professoressa e collega Urbinati e ai nostri ospiti. Gabriele, magari sollecitiamo appunto qualche altro intervento, e altrimenti, se non ce ne sono, invece ovviamente diciamo subito la parola. Buonasera, io avrei una domanda a entrambi i relatori. Sono Maior Alessandro, buonasera. Mi chiedevo, per questa situazione, se adesso che siamo entrati in questa spirale del populismo, effettivamente ne potremo uscire, perché mi sembra che per poter contrastare questi leader carismatici, programmati a tavolino, che comunque però fanno della loro agenda e dei loro interessi veri o falsi il loro metodo di comunicazione, mi sembra che dovremmo porgli un altro leader, un'altra figura politica che incarna invece i valori opposti, quindi un nuovo leader illuminato, se possiamo dire. Però questo non porta al superamento di una fase dove i valori sono rappresentati da un leader, specialmente se ne sceglie uno migliore per il momento. Torneremo quindi a uscire da questa meccanica di veniamo solo rappresentati da personaggi singoli, estremamente carismatici, e tutto quello che gli sta intorno, i collaboratori, i tecnici, sono semi sconosciuti, nonostante siano spesso loro a fare il lavoro davvero importante, o dobbiamo abituarci a questa idea e quindi andremo avanti scegliendo sempre più modelli, più idealizzati, più caratterizzati? Grazie per la domanda. C'è ancora qualcuno che vuole intervenire, poi lasciamo la parola così poi ai nostri ospiti. Se non ci sono altre domande, allora lasciamo subito la parola prima ai Nadia Urbinati e a seguire. Sì. Allora, sul free ride il parassita, io uso il termine parassita, il termine parassita l'ha ideato, l'ha usato Benjamin Arditi
molti di questi autori sono dell'America Latina, che è una miniera di conoscenza e di tentativo di elaborazione. Il populismo ha nell'America Latina ancora la sua, diciamo così, sede centrale, da cui si impara tantissimo, anche quello nato successivamente, adesso dopo il 2016, con questa, dopo praticamente Trump, vediamo la presenza di alcune caratteristiche. Comunque sia, Benjamin Arditi usa un'espressione che è di Derrida. Derrida, io adesso con me non ho il libro mio, comunque scrive che per Parassita è il prendere posto senza mai prendere posto, taking place without taking their place, perché è un prendere posto senza mai prendere posto. Vuol dire che come l'edera che, diciamo, ricopre tutto il pino che c'è nel giardino di mia madre, quando lo avrà tutto inglobato e non sarà rimasto nulla di energia, di linfa del pino, il pino sarà morto. Quindi è un prendere posto senza mai prenderne il posto. Il populismo rispetto alla democrazia fa la stessa cosa, cioè la trasforma nella sua estetica anche esteriore, oltre che interiore probabilmente, e però non ne può mai, diciamo così, prendere il posto, perché altrimenti è un altro regime. La caratteristica del populismo è una temporalità mai realizzata, perché se fosse così sarebbe già un altro regime, che era quello che voleva fare però, e che invece non riuscì nell'impresa, oppure diventare qualcos'altro, diventare o una nuova maggioranza tradizionale o un nuovo partito. Probabilmente questo sarà il destino di Podemos, oppure cambiare, sparire e dar vita ad altre realtà. Il fatto è che il regime populista come tale, che sostituisce la democrazia, non si dà. Questo mi ha interessato e intrigato moltissimo, e ritengo che ci sia un grano di verità in questo. La seconda è una domanda da 1000 punti, perché noi parliamo di populismo, come si entra nel populismo. Il tema è come se ne esce, come si, in questa fase, nella nostra situazione. Ecco perché è importante capire il sistema rappresentativo come funziona. Il populismo viene ed è prodotto all'interno di una disgregazione della democrazia dei partiti, o se si vuole usare la parola crisi, se si vuole una liquefazione dei partiti, o comunque una loro esclusiva trasformazione, diciamo così, establishmentarista più che altro. Allora, se non ci sono più questi partiti di riferimento e noi abbiamo invece una capace organizzazione diciamo informatica, che può diventare strumento, piattaforma per qualcos'altro, che qualche cos'altro cosa, un leader buono invece di uno cattivo, come lei diceva. Per me questo è un problema alterno all'otto, e non è detto che le democrazie, nelle loro trasformazioni e metamorfosi, da sistemi diciamo ottocenteschi di notabilato fino ai sistemi nostri più vicini a noi della democrazia dei partiti, che noi non possiamo sperimentare essere di fronte ad un'altra forma, e che il populismo sia un traghettare le democrazie rappresentative, o scusate, le democrazie dei partiti, verso un'altra forma. Il fatto è che non può essere il paradosso, che io vorrei richiamare l'attenzione, interessante, che non può essere populismo questa forma, perché è temporaneo. Perché se diventa un nuovo partito, va bene, un nuovo partito, non c'è altro da dire, si ritorna, oppure qualcosa di diverso. Orban è qualcosa di diverso oggi, perché se silenzia il Parlamento forever, senza nemmeno un limite di tempo, questo è un regime dittatoriale, è un sistema di dittatura. Ecco perché è intrigante questa situazione, ed è molto rischiosa, in qualche modo, molto rischiosa. Tocca a me? Io vorrei rispondere anch'io a Menghini, che non ha fatto la domanda a me,
c'è un sinonimo di parassita che oggi è molto di moda. Il sinonimo è virus. Il virus è una cosa che non riesce a vivere autonomamente se non su corpi, passando attraverso corpi viventi. Allora il populismo potremmo caratterizzarlo come un virus che ha attaccato l'organismo della democrazia. Questa però sarebbe ancora una posizione ottimistica, come è in fondo quella di Nadia quando dice che poi i vari Podemos, Movimento 5 Stelle e così avanti diventano grandi, si trasformano in partiti come gli altri e quindi la democrazia stessa ha generato gli anticorpi per riassorbirli. Io non sono così ottimista e qui passo alla seconda risposta, quella sui destini della democrazia, perché se prendiamo sul serio la metafora del virus, sì, prima o poi il vaccino si trova e magari tra 5-10 anni ci sarà un altro virus che attaccherà la democrazia. Se invece prendiamo più sul serio i media, insomma non a caso qui siamo a un master di filosofia del digitale, possiamo forse essere meno ottimisti. Se, come ho cercato di sostenere, il populismo è un fenomeno globale ed essenzialmente mediatico, dipende strettamente da una rivoluzione digitale che è il nostro futuro. Oggi si tratta non tanto di consolarsi con l'idea che la notte della democrazia passerà, non dico che questa sia la posizione della Urbinati, ma bisognerebbe cominciare a pensare ai rimedi anche mediatici alla pandemia populista. Nell'ultimo capitolo del mio libro ne indico 3, uno è molto tradizionale, ritornare a prendere sul serio i corpi intermediari, le istituzioni contromaggioritarie. La seconda è vagamente ottimistica e consiste nel imparare a usare i media meglio dei populisti. Io però insisto sulla terza, sono un giurista e penso che il problema sia regolamentare internet. In questi mesi di forzata assenza mi sono letto soprattutto libri di economia del digitale, i quali mostrano come la pretesa dei giganti del web di autoregolamentarsi si scontra con una situazione oggettiva del genere dilemma del prigioniero. I giganti del digitale, tendenzialmente monopolisti, non possono autoregolamentarsi senza perdere il loro monopolio di quote del mercato non solo digitale, perché ormai stiamo parlando della economia mondiale. I giganti del digitale sono semplicemente i giganti del capitalismo mondiale. Allora, solo come in tutte le situazioni del genere, modello del prigioniero, solo un potere esterno può intervenire e regolamentare. Gli stati che non riescono neanche a far pagare le imposte ai giganti del digitale, è evidente che contro istituzioni
globali, planetarie, come Google, Facebook e così avanti, gli unici oppositori possibili, gli unici che hanno la possibilità, e nel caso dell'Unione Europea anche l'interesse a regolamentare il digitale, sono le istituzioni sovranazionali. Ma qui si apre tutto un altro discorso che ci porterebbe maledettamente lontano. Ci sono altre due domande e riflessioni sulla chat, ma la professoressa Urbinati ha chiesto di intervenire, credo per appunto ricollegarsi. No, ma se ci sono domande, lasciamo le domande. Allora, Alessandro Calzavara scrive: forse il compito del populista è creare un popolo e quindi deve creare una visione condivisa e semplificante. Forse si può parlare di smediatizzazione, ovvero il populista vero usa ma non vuole sembrare mediatico. E poi Luca Dalmas scrive: spero di non porre una domanda banale, entrambi i professori hanno identificato il populismo come una forma interna alla democrazia che non ha una propria autonomia e che non può uscire dai limiti della democrazia stessa. Mi chiedo, sarà sempre così o si potrà verificare prima o poi una fuoriuscita del populismo dall'alveo democratico? Anche sulla base della crisi della democrazia parlamentare citata dagli autori e dal ruolo sempre più irrilevante che i corpi intermedi stanno assumendo negli ultimi anni. Ecco, mi piacerebbe entrare in questa conversazione che è, diciamo così, all'atere del populismo. A me interessa, non riesco a trovarmi con i discorsi catastrofisti, non perché sono una ottimista, non ha senso nemmeno parlare di ottimismo o di non, perché non c'è una prova di queste nostre, è più l'esito di una paura o di un timore che abbiamo, che non una comprova di quello che analizziamo. Ecco perché le visioni catastrofiche non mi convincono. Come non mi convincono anche la parola, occorrerebbe aprire un seminario sulla crisi. Quando noi diciamo che è una crisi che degenera, che va, presumiamo che la democrazia abbia un telos, un punto d'arrivo rispetto al quale noi giudichiamo e diciamo questo non l'ha preso, questo bene, questo punto, oppure non è così. Ma la democrazia non ha un punto d'arrivo, è una perenne costruzione di consenso e di decisione nel tentativo di riprodurre se stessa, ovvero i suoi stessi principi, in situazioni molto diverse. E non è sempre detto che funzioni, basata sulla inclusione di tutti coloro che devono obbedire alle leggi e alla loro partecipazione. Quindi secondo me occorrerebbe più essere attenti alle trasformazioni della democrazia. Detto questo, certo che il mutamento digitale ha significato tanto, come ha significato tanto l'ingresso delle televisioni. Sartori scrisse un libro sulla videocrazia, dicendo che le televisioni avrebbero cambiato, già negli anni 70, avrebbero cambiato l'identità della democrazia, perché la democrazia è fondata sul discorso che è voce, le televisioni mettono l'oculo, l'occhio al centro e quindi trasformano dal discorso alla visione, dal ragionamento alla percezione. C'erano anche prima ovviamente le emozioni, ma non sono mai così fragorosamente immediate come nella visione. Quindi c'erano già altre precedentemente al digitale momenti drammaticamente di mutamento. Io ricordo alcuni articoli appunto di Bobbio, di Sartori, quando venne eletto Berlusconi nel 1994, erano attoniti e non sapevano come chiamarlo, che nome darle, un cesarismo, cos'era, perché si era servito di strumenti completamente inediti a quel punto, ovvero solo la televisione e solo la sua azienda. Quindi c'erano stati già dei mutamenti profondi. E poi c'è il mutamento straordinario che è stato introdotto dopo Maastricht del 92, quando a quel punto, ecco perché la parola sovranismo è una parola solo europea, non esiste negli Stati Uniti.
perché da noi il sovranismo ha il significato di opporre il popolo-stato contro un'autorità burocratica, chiamatela come vogliamo, e i populisti la chiamano così, che rivaluta la sovranità verso l'Europa. Insomma, ci sono delle specificità in queste nostre trasformazioni. E poi cosa fare? Io sono convinta, come anche l'amico Barberis, che davvero la regolamentazione qui diventa fondamentale, perché quando si parla di libertà di parola, di libertà di espressione, come diritti che non possono essere toccati, perché altrimenti, come sappiamo molto bene, nel momento in cui vogliamo regolamentare il diritto di parola, poi diamo a una superiore autorità il potere un potere superiore, quindi creiamo un assoluto. Ecco perché il problema dell'opinione, come regolamentare l'opinione, è un problema enorme. In questo caso, tuttavia, e sono d'accordo con quanto dice Barberis, moltissimo, non si tratta di regolamentare lo strumento di comunicazione, ma si tratta di mettere mano alle multinazionali, alle corporation, a questa situazione di monopolio globale, alle proprietà di questi media. Questo è il problema serio di oggi. Ecco, io come si fa non lo so, però nel mondo del diritto c'è un grande fermento nel tentativo di analizzare e di comprendere quali possono essere i poteri degli stati, non tanto dei singoli stati, ma degli agglomerati, sì, quindi l'Unione Europea, come anche istituzioni ancora più globali di quello, che possono avere un potere quasi sovrano di intervenire su questi monopoli. Questo è la sfida delle generazioni a venire, perché noi dobbiamo pensare a come tenere insieme questi diversi elementi di libertà di espressione da un lato, ma dall'altro lato avere la sicurezza che ci sia un pubblico, una dimensione pubblica di questi poteri che oggi non ci sono, perché il digitale è di proprietà privata di un'azienda, di una corporation, di una multinazionale globale che pone limiti a se stessa senza avere nessun altro fuori di sé che può limitarla, perché sono troppo piccoli questi poteri. Quindi questo è il problema di domani, che è al di là del populismo, che ha a che fare anche con la nostra libertà. Vediamo adesso col virus, possiamo essere tracciati, è possibile avere stati che addirittura delegano le corporation per avere dati su di noi. È un problema ben al di là del tema populista ed è di estremo interesse. No, il populismo, tornando all'ultima domanda, non è un'uscita dalla democrazia, altrimenti bisogna avere chiarezza. Ci sono dei regimi politici e ci sono delle forme interne a questi regimi politici. Noi sappiamo che ci sono regimi dispotici, regimi dittatoriali, regimi di governance non politico-democratici, e quindi occorre avere chiarezza. Il populismo non è ancora un regime, ma rientra nella trasformazione dei regimi, questo sì, nella trasformazione dei regimi, e questo deve anche interessarci, perché le democrazie cambiano, non sono uguali a se stesse, e non sappiamo come evolvono e come si trasformano e come che equilibrio di poteri riescono o non riescono a mantenere. Quindi occorrerebbe riaprire il percorso e l'analisi abbandonata da tanti anni delle teorie dei governi e delle teorie dei regimi politici. Molto interessante e paradossale la storia di Internet, che è nata nel cuore del potere statale, che l'ha difesa nel cuore del Leviatano, e poi ora è in mano quasi totalmente a imprese private, tanto che quando lo Stato ha bisogno, ad esempio, di fare un'app per contrastare il coronavirus, deve per forza chiedere l'intervento a Apple o Google. C'era Mauro che voleva aggiungere se volevo dire, poi mi taccio. Certo. Il paradosso non è tanto di darlo a qualcuno, perché ovviamente lo Stato non fa le strade, si serve di qualcuno che le fa, ma nel caso delle strade, degli ospedali, eccetera, fa una competizione, no?
fa una competizione, chi riesce ad avere un prezzo migliore o una situazione migliore. Nel caso di internet il padrone è uno, quindi anche tutti gli altri, le altre aziende che operano, si presentano sul mercato per offrire il loro servizio, si basano su Google e non si basano su altro. E questo che rende la stessa competizione di mercato che gli stati fanno quando si occupano e devono decidere a quale appoggiarsi, a quale agenzia appoggiarsi, in questo caso non ha senso. Certo, una neointermediazione popolata ormai da giganti. C'era Mauro che prima voleva aggiungere qualcosa? No, per carità, sono completamente d'accordo. Da giurista penso che un modello potrebbe essere la regolamentazione delle frequenze radiotelevisive, anche se in Italia non ha funzionato benissimo per le ragioni che tutti sappiamo, nel senso che la rete dovrebbe essere di proprietà pubblica e poi gli utenti della rete dovrebbero avere la possibilità di usare, gli utenti privati di usarla sotto il controllo statale. Volevo dire altre 2 o 3 cose anche per rispondere alle domande. Sono completamente d'accordo con Nadia anche sul fatto che forse la democrazia è strutturalmente in crisi da sempre, è una forma politica che si modifica nel tempo e che forse quello che noi chiamiamo ancora populismo, come sul modello di alcuni movimenti novecenteschi, è davvero una cosa nuova che comunque vada a finire ci indica cosa ne sarà delle nostre democrazie. Una delle 2 domande chiedeva se il populismo non consista nel creare un popolo. Certo, credo che tutti i movimenti e partiti democratici ne creino uno a loro immagine e somiglianza. Nel caso del popolo populista è un'immagine particolarmente fittizia, che vorrebbe essere quella di senso comune della massa, della folla e del popolino, ma questo genera mostri. E ancora, il populismo può trasformarsi in qualcosa d'altro? Distinguerei i regimi e il discorso populista, l'ideologia, tra virgolette, perché non è un'ideologia. Dal punto di vista dei regimi, pure qui sono d'accordo con Nadia, che se Orbán in Ungheria o Kaczynski in Polonia usciranno dal sistema democratico, forse non potremo usare più nei loro confronti la categoria che usiamo oggi in mancanza di meglio di populismo, perché non saranno più democrazie. Sotto il versante invece del discorso populista, io direi che il populismo è una cosa diversa dalle dottrine o le ideologie come il fascismo, il liberalismo, il socialismo. Non è una dottrina, è una serie di tecniche di potere e comunicative politiche. Da questo punto di vista, se partiti che forse una volta si qualificavano, comunque venivano qualificati come populisti, diventano partiti come tutti gli altri, tanto di guadagnato. La democrazia, che io dico liberale, la liberal democrazia avrà vinto, ma non ci sarà più il populismo. Se posso
esprimere alla fine la mia valutazione, spero che finisca proprio così. Fra gli ascoltatori ci sono anche dei docenti, dei professori del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Udine, non so se appunto vogliono intervenire. Il professor Bocchi appunto fa notare che anche quando una università cerca una piattaforma di intermediazione si rivolge in questo caso a Microsoft, giustamente. È una giusta riflessione. Se non ci sono altre domande... Ansel mi diceva, la prossima volta lo facciamo in Google Meet. Passiamo da un gigante all'altro. Esatto, anzi Google è un gigante ancora più gigante di Microsoft, che ormai proviamo a fare un esperimento di utopie per il futuro. Cioè, bisogna immaginare, dunque, abbiamo dei monopoli digitali, ne abbiamo due, no? Google, Microsoft, ma infatti uno e l'altro ormai saranno intersecati. Ora, è possibile pensare dall'interno di avere una forma di interna democratizzazione. La Apple ha cercato internamente e in qualche modo c'è riuscita di avere sistemi nella costruzione di piattaforme, nel lavoro dei loro ragazzi, come lavorano in California, è interessantissimo, perché sono forme di autogoverno, piccole repubbliche di autogoverno di questi autori, di questi i lavoratori, i ragazzi che lavorano per questo tempo, e poi generano forme di decisione interna. Mi chiedo se la nostra idea di politica democratica, che è stata sempre correlata agli stati, debba essere espansa a delle forme di sovranità che sono al di là degli stati in questo momento. Forse è il ritorno dell'utopia olivettiana, forse in forma più digitale, potrebbe essere. E se non ci sono altre domande, approfitto per chiedere un'ultima cosa. È stato citato più volte Bobbio, appunto Bobbio destra e sinistra, e vorrei chiedervi, anche in riferimento all'ultimo intervento di Mauro Barberis, vorrei chiedervi se il populismo può essere di destra così come di sinistra, oppure se è uno stile politico che supera invece queste due distinzioni, oppure che le riprende e che magari è più naturalmente, fra virgolette, di destra, oppure viceversa. Insomma, vorrei avere un vostro parere a questo proposito. Chi lo dice? Chi risponde? Entrambi. Ma nell'ultimo libro di Chantal Mouffe, che insieme a Laclau Laclau è morto da qualche anno, sono alla testa di questa idea del populismo di sinistra, e lei stessa ha cercato di lavorare insieme a Mélenchon, insieme a Podemos, oltre che in Venezuela quando ancora era possibile farlo. E Chantal Mouffe nel suo ultimo libro sul populismo di sinistra addirittura cita Bobbio. Lei si ritiene, lei ha usato Bobbio nella sua precedente, diciamo, vita, quando parlava di pluralismo e di antagonismo. Ora, e lo cita parlando di liberalsocialismo. Lei dice che è possibile ricomporre un'unità, diciamo, di questo frammentato mondo che si chiama sinistra, in una idea forte di socialliberalismo che sia capace di essere incarnato da un leader. Cioè, questo è un discorso appunto populista di sinistra. Io ho i miei dubbi che questo sia possibile, non perché non sia possibile, ma anche se è possibile ho i miei dubbi che sia desiderabile, perché il populismo, se vogliamo stare dentro quel che abbiamo detto finora, a meno che non sia qualcos'altro, una volta che giunge al potere dovrà e sarà legittimato fare di tutto per poter mantenere quel leader e quella bandiera al governo e fare esattamente quello che è necessario fare. Insomma, la dimensione esecutivista, la dimensione centralizzatrice, la dimensione manichea sono parte del progetto. Allora, se lo prende uno, se ha idee di sinistra invece che di destra, è meglio? Io vi chiedo.
A me sembra di no, perché le procedure, perché le istituzioni, perché non sono pure formalità. Le regole del gioco sono una sostanza per la democrazia e se queste vengono possedute da chi vince, anche se per una buona causa, a me semplicemente non soddisfa. Sì, sono completamente d'accordo. Anche nel libro la cosa che mi dà più fastidio da vecchio liberale di sinistra nelle ricette di Mouffe e Laclau è proprio quest'idea molto disinvolta, per cui la parola popolo potrebbe essere riempita come significante vuoto con sostanze come i perdenti della globalizzazione, il popolo di sinistra o cose di questo genere. Io ho due opinioni in croce. La prima opinione è che il populismo nasca a sinistra e finisca a destra e che esattamente come... È vero, hai ragione perfettamente. E esattamente come ha concluso Nadia, se siamo liberal-democratici, se siamo liberali di sinistra, quello che troviamo completamente incompatibile con le nostre scelte ideali è l'antipluralismo populista. L'incompatibilità del populismo, se non come virus democratico, di convivere con il pluralismo liberale. Luca, se vuoi concludere. Sì, stavo aprendo appunto il microfono. Io ringrazio ancora Gabriele per aver, in merito al suo, organizzato questo bellissimo incontro. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, ai colleghi anche del Dipartimento, grazie a Zannini per aver introdotto con me questo incontro, e naturalmente tutti gli iscritti al master, e in modo particolare i nostri due ospiti e così anche gli importanti, ma che devo dire, sentendo di parlare, all'inizio la mia formazione nasce da Bob, dal socialismo liberale, e sentendo parlare loro molto meno Chantal Mouffe, ma invece loro sì, mi sono sentito a casa. Quindi grazie per anche noi, grazie. Grazie moltissimo. Grazie. Bene, saluti, spero a presto, magari anche di persona. È vero, si deve. Assolutamente. E speriamo ovviamente in nuove future collaborazioni. A Bologna, a Trieste, a Udine, sì, ma di persona. Tutto il mondo ormai è vicino. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie, buona serata. Anche a voi.